Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, ai telespettatori. Renato Pasqualotti, il grafologo, che vi parla anche questa mattina da Radio Conegliano Veneto Globe. La volta scorsa vi ho parlato dei temperamenti ippocratici e tra i temperamenti ho elencato le caratteristiche del linfatico, del sanguigno, del temperamento del nervoso. Abbiamo trascurato un quarto temperamento ippocratico, che è il bilioso. Questa mattina vi parlerò delle caratteristiche di questo temperamento e di quali sono i segni della sua scrittura. Il temperamento bilioso non trova un riscontro dal punto di vista dell'embrione, embriologico. Il bilioso lo diventa per le esigenze della vita, però ritrova queste caratteristiche già nel prenatale e qui dipende dalla gravidanza, dipende dall'atteggiamento della madre nei confronti di questo figlio nascituro, di questo senso di responsabilità che lei vive per la propria maternità e per la condizione di vita che ha appunto in questo periodo della gravidanza. Quindi pensate quali sono le responsabilità di una madre quando deve portare avanti una gravidanza. Dà già un imprinting preciso che già ritroviamo dal punto di vista embrionale anche per quel che avviene durante questi 9 mesi. 9 mesi, ecco, è probabile che il bilioso possa essere un prematuro, perché troviamo poi dalla scrittura, e ne parleremo, delle caratteristiche di una esigenza della propria autonomia. E chi dice che questa esigenza di una propria autonomia non faccia sì che il parto avvenga prima del tempo? È una domanda che noi ci poniamo. Chi studia il prenatale ha esaminato anche questo aspetto. Ma veniamo alle caratteristiche del bilioso. La sua caratteristica principale, e che è l'argomento appunto di questa puntata, è la forza di volontà. Quindi a fianco a una esigenza di una propria autonomia, che noi troviamo con i segni della pressione dell'energia, ricordate che abbiamo parlato dell'intozzata primo modo, cioè là dove il segno diventa più inspessito, cioè si intozza nella parte discendente, soprattutto nelle aste, quindi lo troviamo nelle lettere L, nella F, nella P, nella G, sotto il rigo, e ricordiamo sempre che l'estensione poi ha, dal punto di vista simbolico, dei riferimenti precisi. Ciò che va verso l'alto riguarda gli ideali, la spiritualità. Ciò che va verso il basso riguarda gli istinti, la forza dell'istinto e dell'inconscio. Quindi troviamo una forte pressione perché c'è energia, c'è grinta dentro questo temperamento. Quindi esigenza di autonomia e anche probabilmente di comando. A fianco a questo, però, questa forza di volontà, teniamo conto che il bilioso è la persona che ha una maggiore forza di volontà, ha anche una progettualità precisa e farà sì che tutto ciò che ha in mente di realizzare, proprio anche aiutato da questa energia e da questa determinazione, riesca a realizzarlo secondo i tempi prestabiliti. È tendenzialmente una persona riflessiva, quindi in genere troviamo un calibro medio o medio-piccolo. Cura i particolari, guarda con attenzione, si guarda attorno, è tendenzialmente
ha tendenzialmente un atteggiamento di introversione, ecco appunto dal calibro piccolo. Molto spesso si accompagna dal segno pendente, proprio per questa sua capacità di assimilazione dei concetti e di entrare con curiosità in tutti gli aspetti della vita. Ha molteplici interessi e li porta avanti con determinazione. Quindi sembra che tutto questo sia importante e nello stesso tempo positivo. Però, come sempre, quando qualsiasi cosa va in eccesso, ecco che allora qui cominciano i problemi. Quali potrebbero essere questi? Alla forza di volontà che noi troviamo quindi con questi segni e che troviamo poi soprattutto con il mantenere il rigo. Che cosa vuol dire mantenere il rigo? Vuol dire avere una sicurezza negli orientamenti e nella fermezza nel portare avanti ciò che si è deciso fin dall'inizio. Quindi, Palaferri dice, significa tenuta psichica, fermezza di carattere, serietà e fedeltà agli impegni. Lo vediamo quando questo rigo procede in un modo sicuro, del tutto orizzontale, quindi non ci sono spostamenti del rigo né verso l'alto né soprattutto verso il basso. Quando invece noi troviamo un orientamento che va verso l'alto, potrebbe essere positivo, perché questo sta a significare che un leggero ascendente porta all'entusiasmo, alla voglia di migliorarsi dal punto di vista professionale, dal punto di vista intellettivo, dal punto di vista delle relazioni umane. Quando però questo eccede, siamo nell'ambito della fantasia, del sogno, e non è detto che questo si possa realizzare. Alle volte poi quando abbiamo un tentennamento del rigo, abbiamo una forma di insicurezza, quindi un entusiasmo che poi cede. È un po' come dire riporta i piedi per terra, tieni conto della realtà in cui ti muovi e procedi. La forza di volontà quindi è una caratteristica importante, ma come vi ho detto poc'anzi, quando questi segni sono di alto grado, quindi quando c'è un eccesso di rigore, di rigidità, ecco che quindi questa tenacia diventa testardaggine. E il soggetto potrebbe battagliare in modo esagerato, perdendo anche un po' il controllo, diventando aggressivo, diventando quindi testardo e andando quindi a complicare la relazione con gli altri, anche perché spesso troviamo il segno pendente. E pendente, come vi ho detto, vuol dire andare verso l'altro, cercare una relazione con l'altro. Ma la relazione può essere positiva se io in qualche modo rispetto, considero l'altro. Ma se la mia scrittura si accompagna all'angolo eccessivo, al segno acuta, quindi quando la scrittura è molto stretta, allora qui diventa una forma di invadenza, di prevaricazione, una testardaggine nel portare avanti i propri obiettivi e le proprie convinzioni. Non c'è in questo caso una possibilità di dialogo, cioè di accettare anche la tesi dell'altro. È un modo esagerato di imporsi. Sicuramente queste sono anche caratteristiche che fanno sì che il battagliero bilioso arrivi al proprio successo, però lo fa un po' prevaricando gli altri. Quindi, come sempre, perché tutto sia armonico e positivo, è opportuno che i segni che caratterizzano la fermezza, quindi queste aste rette che noi troviamo nelle lettere come la P, come la Q, come la T, quindi queste aste che determinano quindi la forza di volontà, è una forma di essere impettiti, sicuri davanti alle proprie convinzioni, siano in un grado medio. Lo stesso vale appunto per il mantieni il rigo, che non deve essere troppo rigoroso, come se lo scrivente avesse tenuto un righello sotto per
seguire questa rigidità. Anche gli angoli dovrebbero essere un po' smussati. Allora tutto rientra nella normalità e questo soggetto potrà proseguire mantenendo delle buone relazioni con l'ambiente in cui vive, che può essere familiare, può essere di lavoro, può essere amicale o può essere legato al sentimento, alla relazione di coppia. Vi ho parlato quindi di questo tratto del carattere che è appunto la forza di volontà importante. Quando io vedo una scrittura, e la scrittura, come vi ho detto altre volte, dei giovani d'oggi è tendenzialmente insicura, dove ci sono quindi dei tentennamenti, dove ci sono cenni di stentatezza, oppure ci sono addossamenti, quindi degli stati ansiogeni che portano l'individuo, il giovane, l'adolescente, ma anche la persona matura a non fidarsi o non avere delle sicurezze, e quindi potrebbero essere questi dei segni negativi. Ecco, io vado sempre a cercare all'interno della scrittura se ci sono dei segnali appunto di una forza di volontà, perché molto spesso anche questo giovane insicuro perché la società in cui viviamo non dà certo le certezze che potevamo avere noi durante l'adolescenza, di capire se ci sono quindi dei segnali di una forza di volontà che fa sì che l'individuo riesca a superare gli ostacoli. Io questo lo vado a cercare quando analizzo le scritture nelle aste che anche nell'insicurezza alle volte tendono a essere piuttosto rette, rigide, oppure in questa ricerca, se non in tutto il testo, di questo rigo che viene mantenuto. Se ci sono poi anche dei cenni di angoli e di una pressione piuttosto armonica, quindi non troppo filiforme, quindi leggera, o troppo calcata con il segno grossa, io posso dire che qui ci sono delle possibilità, cioè che la persona si realizzi. Sarà importante che questa persona trovi un ambiente sereno attorno a sé e che faccia sì che l'individuo, realizzando almeno qualche obiettivo, possa migliorare la propria autostima. Questo gli consentirà di procedere con maggiore sicurezza e di realizzare appunto i propri progetti, i propri sogni. Con questo io vi comunico che avrei un po' chiuso questo ciclo che riguarda la materia della grafologia, che avrete, per chi mi ha seguito, avrete capito che è una materia importante, è una scienza umana, quindi non precisa, ma che fa capire le potenzialità dell'individuo, fa conoscere il carattere e quindi non è da trascurare. Io invito quindi tutti gli insegnanti, gli educatori a fare attenzione alla scrittura. Lì ci sono tanti elementi che consentono di capire meglio le problematiche o le potenzialità, quindi vi inviterei a fare attenzione. Io in questo caso mi renderei disponibile, qualora voi foste dell'avviso di interpellarmi, di contattare Radio Conegliano Veneto Globe e magari fissare un incontro. Con questo io vi ringrazio di avermi seguito in questi 12 incontri, dove io ho dato un po' così a grandi linee indicazioni di questa materia. Ritornerò comunque sempre qui Veneto Globe, Radio Conegliano, su altri argomenti come l'arte, come le tecniche di rilassamento, dello yoga, esperienze che io ho portato avanti in questi decenni, e avremo modo quindi di valutare ancora come l'individuo che qui abbiamo esaminato con la scrittura possa realizzarsi con l'aiuto di altre tecniche che possono essere appunto il rilassamento, la presa di coscienza delle proprie abilità e anche dal punto di vista creativo
come si possa realizzare qualcosa. La creatività ci aiuta, stimola il sentimento e l'intelligenza. Con questo io anche oggi vi saluto da Renato Pasqualotti, Radio Conegliano, Veneto Globe. Buona giornata a tutti. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.